Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Varese e Bari per la prima di ritorno del campionato Serie B-Win. Un saluto dallo stadio Ossola, dove il tecnico Rolando Maran è di casa, ma si guarda allo specchio perché vede uno spicchio del suo passato barese datato 2007. Una parentesi che però non permette spazi ai sentimenti, perché il Varese, rivelazione di quest'anno, deve alzare la testa e tornare a vincere tra le mura di casa. Prima del fischio di inizio si osserva un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della nave Costa incagliata la notte scorsa sulle coste dell'isola del Giglio. Dopo un avvio grintoso dei padroni di casa, la prima vera azione di marca Varese al settimo, con un errore della difesa del Varese che manda in gol Caputo. Figliomeni apre un'autostrada e concede al giocatore di firmare il quarto gol personale. Squadra di Torrente che al momento conferma il suo trend esterno positivo con 5 vittorie. Il pericolo invece qui porta la firma del Varese. Al 14esimo è Cellini che ci prova, ma esce la manna. Ancora Bari con Scavone che va vicino al raddoppio. Ottimo l'assist di Stojan, il sinistro, ma Bressan dice no con i piedi. Rivediamo l'azione, il sinistro potente e preciso. Un Bari brillante in questo avvio con il suo tridente. Al 23esimo la traversa di Stojan, stoppa la palla, prende la mira e calcia con precisione il rumeno di ottime prospettive, in prestito dalla Roma, e probabilmente il giocatore verrà riportato a Roma già a giugno. Al 30esimo Cellini prova ancora a girare di testa, ma è fuori misura la sua imbeccata. Esce Cellini, entra De Luca per le file del Varese. Proprio quest'ultimo, l'appena entrato, a provare a sorprendere la difesa del Bari. Buona la sua incursione, il diagonale potente a pochissimi centimetri dalla porta, difesa dall'estremo del Bari. Rivediamo il tiro preciso, per pochissimo in gol e il pareggio, ma il Bari non ci sta. Al 57esimo Caputo fallisce a porta vuota, incredibile occasione per il 2-0 e per l'autore del gol in apertura del primo tempo. Maran, nervoso, al 20esimo si fa espellere, viene espulso dal direttore di gara Tozzi, dà le ultime indicazioni al suo secondo e si accomoda in tribuna. Ma al 66esimo ancora il Bari in due occasioni, prima Forestieri e poi Stojan, che mancano il tiro vincente. Abbiamo la possibilità di riapprezzare questo talento rumeno. Al 77esimo è proprio lui a firmare la rete che potrebbe valere il sesto risultato utile esterno. Tiro di Donati, respinto il tiro di Stojan. Qualche protesta per la posizione del giocatore, ma protesta che viene vanificata dalla Moviola, che conferma la posizione assolutamente regolare. Intanto riapprezziamo il gesto tecnico del giocatore in prestito dalla Roma. C'è tempo anche per De Falco che si divora un gol incredibile, assist man ancora Adrian Stojan, vera e propria rivelazione. C'è anche il Bari nella rincorsa ai playoff. Dopo 27 anni il Bari torna a vincere all'Ossola, sesta vittoria esterna, quarta sconfitta in casa invece per il Varese. Varese che ora dovrà vedersela con il Crotone in trasferta e poi davanti ai propri tifosi con il certo non facile Torino.